La polemica emersa in questi giorni è la cosiddetta commedia shakespeariana Tanto rumore per nulla. Stiamo infatti parlando di un protocollo di rete di contrasto alla violenza di genere che è attivo nel nostro territorio da almeno un anno, che vede unite tutte le principali istituzioni cittadine e il centro antiviolenza e la Fondazione Cecchettin per riuscire a portare in tutte le scuole di ogni ordine e grado dei percorsi di educazione alle differenze e contro la violenza di genere. Le scuole coinvolte sono 3 scuole primarie del centro storico di Padova. Il progetto è destinato ad alcune classi sulla base di un percorso avviato da mesi e coordinato dal tavolo Prevenire e promuovere contro la violenza di genere, dove siedono il comune che ne è il coordinatore, ma anche ULSS Euganea, ufficio scolastico territoriale di Padova e Rovigo, il centro Veneto Progetti Donne e l'università. Un progetto più ampio, già avviato, che ha ricevuto un nuovo sostegno grazie a fondi messi a disposizione dalla Consulta di Quartiere 1. Di questo si tratta, che si allargherà anche a 2 scuole secondarie di primo grado. I percorsi sono già partiti e, lo ribadisco, sono frutto di un lavoro di rete con tutte le istituzioni del territorio e con tutte le scuole del territorio. Si tratta di percorsi differenziati a seconda che entri nelle scuole medie piuttosto che alle superiori, piuttosto che nell'ultimo triennio delle superiori o all'università. Per ciascuno di questi ordini di scuola ci sono delle diverse competenze e quindi alle scuole medie entra il centro antiviolenza che offre un pacchetto di 6 ore per ogni classe in cui esplora il tema della differenza di genere, del rispetto delle differenze e di come già purtroppo in età molto precoce alcuni stereotipi vengano introiettati e rischiano di tradursi in violenza maschile contro le donne. ULSEI e università lavorano con gli studenti delle scuole superiori e dell'Ateneo. Sul progetto interviene la Lega attraverso Eleonora Mosco, che ricorda all'amministrazione comunale che in Parlamento, adesso in Senato, è in discussione la legge Valditara. Ben venga qualunque tipo di progetto legato alla violenza di genere, alla violenza al contrasto alla violenza sulle donne, sulle baby gang, però auspico che ci sia grande attenzione quando si parla di bambini e scuole primarie, tanto più quando c'è una legge alla Camera che è in discussione, quando il ministro Valditara si è ampiamente espresso. Ricordiamo che l'educazione affettiva non è delegabile ed è prima di tutto in capo alle famiglie.